Benedica a tutti. Il 17 di giugno è l'anniversario della morte di Antonio Canepa. Vediamo il suo servizio che era suo patriota siciliano. Antonio Canepa nasce in Palermo il 25 di ottobre del 1908 e sempre a Palermo si laurea in leggi. Durante il fascismo si ammuscia attivamente contrario alla dittatura e per chi solo il 17 di giugno del 1933 finisce dalla carcere. Ma presto torna libero perché si finge forte. Prima della seconda guerra mondiale insegna storia delle dottrine politiche in all'Università di Catania. Durante la guerra dello 41 allo 43 partecipa al movimento Giustizia e Libertà e travaglia per il servizio segreto britannico. Dallo 43 fa un attentato con esplosione all'aeroporto militare di Gerbini in mano ai tedeschi e poi va a Firenze. Quando torna in Sicilia, nello sempre presente sentimento di autonomia si sta esacerbando sino a sboccare in tale separatismo, aderisce al movimento indipendentista siciliano assai popolare a dei tempi con circa 500.000 iscritti e a aprile del 45 fonda il primo germe di Levis, l'esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia, che comanda con lo pseudonimo di Mario Turri. All'alba del 17 di giugno del 45 si trova in capo a un carro moto insieme alla quauce militante di Levis trasportando armi. Quando arrivate a Murazzurrutto, al lato del Rannazzo, si adunano caccia un posto di blocco delle carabinieri. Le viste non sanno che fare, prima rallentano come se stessero a fermare, ma poi ripigliano velocità e le carabinieri sparano dall'aria o alle ummi del carro moto. A parte di questo momento non si sa bene cosa succedeva perché i conti delle superstiti e delle carabinieri non coincidono. Fatto sta che Antonio Canepa muore dissanguato a 109 anni all'ospedale del Rannazzo, uno lo portarono dopo la sparatina. Qui muoiono pure lo vicecomandante Carmelo Rosano di 22 anni e Piddulo giudice di 18 anni. Nel 1955 riposano un semmolo ante un sepolcro nello cimitero di Catania ante l'uviale dei Lomini in Lusci. La Banca Centrale Europea non dona denaro direttamente agli Stati, ma nel suo servizio sentiamo una proposta di Filippo Albamonte. Come sappiamo, la Banca Centrale Europea, per il suo statuto, non può stampare denaro, ma lo può solamente imprestare alle banche, che poi lo prestano ai governi che la domandano. Questo meccanismo fa chiarare gli interessi che i paesi come l'Italia sono costretti a pagare per rinnovare i titoli di Stato o per sostenere le sospese, se non vogliono aumentare le tasse che sono già incredibilmente alte. La giustificazione che si dona per questo fatto che parissi fondi è che se la BCE stampasse moneta per dare sovvenzione agli stati, acchianasse l'inflazione. Come sappiamo, questo motivo è completamente sbagliato, ma facendo finta che fosse giusto, volevamo fare una proposta. Che la BCE stampasse moneta almeno per aiutare le zone dell'Europa colpite dei disastri naturali. Pensiamo all'Aquila, Giampilieri e Scaletta e le zone dello terremoto dell'Emilia, che ancora sono quasi come le lassarule dei disastri che li colpero. Ecco, addomandiamo che dopo un concorso europeo si incarichino le ditte che si possono occupare della reedificazione, lo ristoro e la messa in sicurezza di queste zone, e pari gli spesi con piccioli stampati direttamente dalla BCE e messi direttamente in tali conti correnti dei creditori. Proprio così si sistemano le zone delle calamità e si mette in moto l'economia con piccioli freschi stampati dalla BCE. C'è qualcuno che potesse dire che non si può fare perché sennò aumenta la inflazione? Grandi progetto regionale per unire fotovoltaico e agricoltura. Ecco il servizio di Claudia Blesi. La Regione Siciliana autorizza un nuovo apparato fotovoltaico a Terranova, in tale territorio di Caltanissetta. L'8 di giugno si tiene l'inaugurazione alla presenza di lu presidenti della Regione, Crocetta, Camisi e la Prima Pecia. Un investimento di 250 milioni di euro che permettono alle società Agroverde Radiomelli SPA di costruire un apparato fotovoltaico di grandi dimensioni che insieme a un apparato di cogenerazione permette alle ditte di produrre a costo basso varietà agricole diverse in tutti i periodi dell'anno. È il più grande progetto d'Europa che unisce il fotovoltaico con l'agricoltura.
Il progetto agrofotovoltaico, conosciuto come ciliegino, permette di produrre 80 MW di pannelli solari e 40 di cogenerazione a metano, per la costruzione di 1.070.000 m2 di orti coperti tecnologicamente importanti, un limitare 550.000 m2 di pannelli solari, in un'area totale di 2.300.000 m2. Insieme alla produzione c'è magari un centro di ricerca applicata e un centro permanente di formazioni professionali. Il progetto prevede 250 nuovi posti di lavoro e 1.000.000 durante i 2 anni di costruzione e costituisce il più grande progetto per le imprese a Terranova dopo la costruzione del petrolchimico di Leni dell'inizio degli anni 60. Ca la mafia non c'asi, disse Crocetta, per chi stiamo a cura. La Sicilia aveva a superare la Germania e aveva a diventare la prima regione d'Europa nella produzione dell'energia fotovoltaica. Questo è tutto per questa puntata. Ci vediamo alla prossima. Salutiamo.